Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Addio alle zone a colori e regole più snelle che portino a una convivenza con il virus, quanto chiede al governo il presidente Massimiliano Fedriga, anche nella veste di numero 1 delle regioni. Le fasce bianca, arancione e rossa, a suo parere, non hanno più senso di esistere e anzi creano solo confusione a cittadini e imprese. Convivenza con il virus e rapido superamento del sistema delle zone a colori. Sono queste le strade indicate dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, conscio dei pericoli del virus ma altrettanto fermo nel chiedere regole chiare nel giorno in cui il Green Pass servirà per entrare quasi ovunque, alimentari esclusi. È uno strumento in questo momento utile per cercare di ridurre i rischi in un momento di contagi. Penso però che noi dobbiamo guardare in prospettiva verso un ritorno alla normalità, che non vuol dire non usare le protezioni, che non significa non usare le dovute attenzioni, ma vuol dire anche finirla con un'emergenza continua. L'esempio che facciamo, la questione dei colori delle regioni, la questione del tracciamento degli asintomatici che è diventata impossibile, la questione delle quarantene, a prescindere, ecco, penso che su questo sia necessaria una revisione, perché in prospettiva noi dobbiamo sempre più imparare a convivere con il virus e ovviamente a renderlo il più compatibile possibile con la vita dei cittadini. Fedriga, che è anche il presidente della conferenza delle regioni, chiede al governo di rendere meno complicata la vita dei cittadini. C'è stata una riunione tecnica ieri con il gruppo di lavoro, penso ci riaggiorneremo fra qualche giorno appena saremo convocati. Il CTS penso farà una valutazione nel mentre rispetto anche alle riflessioni delle regioni. Superiamo quel sistema di colori che non dà nessun effetto pratico, semplicemente contribuisce alla confusione. Quindi togliamo il sistema dei colori, siamo dati delle regole, le regioni sono prese delle responsabilità penso anche importanti, ma avere a disposizione degli strumenti inutili è meglio togliere lo strumento, perché altrimenti creiamo solo confusione. C'è attesa per il nuovo DPCM firmato, da quale si saprà in quali negozi si potrà entrare dal 1° febbraio senza Green Pass. Intanto da questa mattina la certificazione verde base serve per parrucchieri, barbieri ed estetisti. È scattato oggi l'obbligo di Green Pass per parrucchieri, barbieri ed estetisti, mentre c'è attesa per la firma da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi del nuovo DPCM con l'elenco dei negozi dove a partire dal 1° febbraio si potrà entrare senza esibire la certificazione verde. Da questa mattina per la messa in piega e la ceretta è necessario essere dotati almeno del Green Pass base, quello che si ottiene a fronte di un tampone negativo. Le prossime novità partiranno con il 1° febbraio. Intanto da quella data la certificazione verde rilasciata a guariti e vaccinati sarà valida 6 mesi. Il Green Pass base poi sarà richiesto per entrare negli uffici pubblici, in posta, in banca e negli uffici finanziari. Non servirà il Green Pass invece per entrare in una stazione dei carabinieri o in un commissariato per sporgere denuncia o per altri atti indifferibili. Non sarà richiesto nemmeno per prendere parte ad un processo in tribunale. Sempre da martedì 1° febbraio il Green Pass sarà obbligatorio per accedere alla maggior parte dei negozi. Quali saranno esentati lo si saprà solo scorrendo la lista riportata nel nuovo DPCM. Dalle indiscrezioni pare che il certificato verde non servirà per andare a fare la spesa sia nei negozi al dettaglio che nei supermercati, così come nei mercati. Libero accesso anche in farmacie, parafarmacie, ottici, negozi che vendono prodotti igienico-sanitari. Il Green Pass non sarà chiesto per le edicole all'aperto, cioè i chioschi, servirà invece per i negozi che vendono giornali e per le librerie. Negozi per animali, distributori di carburante, rivendite di prodotti per il riscaldamento saranno accessibili senza certificazione. Il Green Pass base sarà richiesto per i tabaccai. Ma come hanno accolto le parrucchiere e i loro clienti, le parrucchiere, con la novità del Green Pass? Lo abbiamo chiesto ad una professionista del settore a Udine. Chi non è vaccinato non paga un tampone per farsi la piega e il timore che esploda l'abusivismo.
Con oggi ci sarà l'obbligo di esibire il Green Pass. Grazie a tutti per la comprensione. Questo è il cartello che Flavia ha fissato proprio fuori dal suo negozio. Come sta andando questo avvio di obbligo di Green Pass, di controllo del Green Pass? Bene, io ho iniziato stamattina, abbiamo già controllato più di qualcuno, logicamente sono tutti a posto, sono tutti con i vaccini. Fino a ieri ho salutato alcune clienti che ahimè appunto non sono vaccinate, per cui con oggi non possono più entrare. E le cose mi dispiace moltissimo perché la percentuale non è poi così alta ed è vero, però è tutta gente che purtroppo si rivolgerà in un futuro a un settore di abusivismo. E forse questo un po' ci pesa, chi di categoria invece insomma continua a lavorare in maniera corretta. Nemmeno con un tampone sono disponibile a raggiungere la parrucchiera. Eh sì, infatti il problema è proprio quello, no? Della gente che un po' è contraria al vaccino e contraria comunque al tampone. Sostanzialmente non se la sentono di pagare un tampone per venire a fare una piega. Esatto, infatti, contrari anche in questo e per cui non possono accedere nei negozi. Auguriamoci che il tutto possa terminare il prima possibile e comunque che si possa ritornare a lavorare in maniera giusta. Quindi non avere una data e non avere un ritorno in questo, è un grande dispiacere, insomma, con tutte le fatiche che uno fa tutti i giorni a tenere aperto e a cercare di essere sempre correttamente in regola. Nella metà delle regioni italiane, tra le quali il Friuli Venezia Giulia, continua a crescere il numero di contagi da Covid. Pordenone, Udine e Gorizia sono tra le 58 province dove l'incidenza supera i 2.000 casi ogni 100.000 abitanti. I dati emergono dal nuovo monitoraggio della Fondazione GIMBE. Quanto alle vaccinazioni, la nostra regione è indietro di 7 punti percentuali rispetto al resto del paese per quanto riguarda la somministrazione della terza dose. Sono aumentati del 16% nella settimana dal 12 al 18 gennaio i nuovi contagi da Covid in Friuli Venezia Giulia, dove i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti sono saliti a 4.270 ogni 100.000 abitanti. Resta Pordenone la provincia con la maggiore incidenza, 2.417 casi ogni 100.000 abitanti, seguono Udine con 2.310, Trieste con 2.045 e Gorizia con 1.867. Restano sopra la soglia di saturazione le occupazioni di posti letto Covid sia nelle aree mediche, 34,1%, che nelle terapie intensive, 24%. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione GIMBE. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 78,7% rispetto alla media italiana del 79,6%. 7 punti percentuali separano il Friuli Venezia Giulia dal resto del paese per quanto riguarda la somministrazione della terza dose. Noi siamo al 65,3%, la media italiana è del 70,8%. Siamo indietro anche per quanto riguarda i bambini dai 5 agli 11 anni. Nella nostra regione ha completato il ciclo vaccinale l'1,7% contro il 5,2% della media nazionale, cui aggiungere un ulteriore 13,5% solo con prima dose rispetto alla media italiana del 19,9%. Quanto all'andamento della pandemia, a livello nazionale GIMBE evidenzia come frena l'incremento dei casi, più 3%, ma i decessi aumentano del 49,7% in 7 giorni. Rallenta l'aumento dei ricoveri, ora al più 14%, e delle terapie intensive, più 2,3%, ma gli ospedali restano ancora sotto pressione. Sul fronte delle vaccinazioni, l'obbligo spinge le prime dosi degli over 50, aumentate del 28%. Siamo alla cronaca. Robert Trajković è morto per asfissia da strangolamento procurata con il laccio che è stato sequestrato. Lo stabilisce l'autopsia effettuata ieri dal medico legale Fulvio Costantinides. Il referto autoptico verrà depositato entro 60 giorni. L'esame è stato eseguito alla presenza del dottor Barisani, nominato consulente di parte della difesa della giovane coinvolta nella vicenda indagata del reato di favoreggiamento personale con riferimento alle dichiarazioni da lei rese sulla presunta scomparsa della vittima. Intanto prosegue l'attività di indagine condotta dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Trieste con la direzione e il coordinamento del sostituto procuratore Lucia Baldovin. La procura fa sapere che le acquisizioni investigative finora effettuate hanno consentito di appurare che l'omicidio è stato materialmente commesso da una sola persona.
E un operaio di 21 anni di Ragogna si trova ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato schiacciato da un'anta di un container porta rifiuti che si è improvvisamente sganciata. Il grave infortunio sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in un'azienda di Maiano. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dell'azienda sanitaria. L'operaio, subito soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 112, è stato poi preso in carico dal personale medico. Ha riportato una gravissima lesione alla testa, per la quale è stato prima trasferito al pronto soccorso di San Daniele del Friuli e quindi d'urgenza all'ospedale di Udine. La prognosi è riservata. Incidente stradale nel pomeriggio di ieri tra Nimis e Attimis, lungo passo Montecroce sulla viabilità che collega Tarcento con Cividale del Friuli. Il conducente di un'auto, un uomo di 37 anni della zona, ha perso il controllo della sua vettura mentre stava percorrendo la regionale che in quel tratto presenta numerosi tornanti. La vettura è uscita di strada, è rimasta in parte in bilico sulla scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli che hanno soccorso l'automobilista. Il personale sanitario inviato dalla Sores ha trasportato il conducente all'ospedale. Il 37enne infatti nell'impatto ha riportato alcune lesioni. 262 gravi di cocaina suddivisi in 3 involucri avvolti con nastro da imballaggio nascosti in un trolley. Un uomo di 40 anni pregiudicato è arrivato con questo bagaglio alla stazione centrale dei treni di Trieste, bloccato dagli agenti della squadra mobile ed è stato portato in carcere a Udine. L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi, ma la notizia è stata diffusa oggi. La polizia era impegnata in controlli ai viaggiatori del treno Frecciarossa proveniente da Roma Termini, giunto alle 21:55. L'uomo ha tentato di defilarsi per evitare di essere fermato e questo ha insospettito gli agenti. Accompagnato negli uffici e sottoposto a una perquisizione, è stato trovato in possesso della cocaina. Una bomba a mano, modello Ananas, risalente al primo conflitto mondiale, è stata rinvenuta da un cittadino in un campo in prossimità di via Biella, a Paderno di Udine. Sul posto sono intervenuti i militari della Rademobile e l'area è stata isolata. Subito dopo sono arrivati gli artificieri dei carabinieri che hanno fatto brillare l'ordigno in un luogo sicuro. Striscioni di protesta sono apparsi ieri a San Vito al Torre relativamente a un progetto di realizzazione di un nuovo raccordo viario in questa zona della Bassa Friulana. Gli striscioni sono stati notati da diversi passanti, da automobilisti lungo la vecchia provinciale 50, la strada regionale 252, non presentano alcuna firma, sono stati appesi durante la notte all'interno di un terreno agricolo di proprietà privata. Sugli striscioni la frase "basta strade inutili, no alla camionabile San Vito, Nogareto al Torre". Intervento dei vigili del fuoco di Cervignano ieri a Cortona di Ruda per il salvataggio di un cane che si era infilato all'interno di un tubo vicino a un vigneto per poi rimanere incastrato e non riuscire a uscire. La proprietaria ha chiesto aiuto ai pompieri che hanno liberato l'animale che per fortuna non ha riportato ferite. E siamo a una notizia di sport. Pablo Marí è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il difensore spagnolo arriva in prestito fino al termine della stagione sportiva dell'Arsenal. Questa mattina l'annuncio ufficiale della società, giocatore che abbina forza fisica a qualità tecniche e grande abilità nel gioco aereo, si legge nella nota. Classe 93, lo spagnolo cresciuto nel Mallorca e acquistato dal Manchester a 19 anni, anche un'esperienza in Brasile. Ha vinto una Coppa Libertadores e un Brasileirão con il Flamengo. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.